Mhm. Ciao bellissimi! Oggi un'altra escursione, vi abbiamo portato sul Mataiur, una cima abbastanza semplice tra l'altro, con partenza al rifugio Pelizzo. Vi mostro i partecipanti, oggi siamo un gruppone, c'è la cara Anissa, Buongiorno. la nostra amica Sara Ciao. e Federico, il nostro esperto a drone. Dopo gli facciamo anche un'intervista. Mi dicono che l'escursione dovrebbe durare un'ora e mezza, anche se sembra assurdo dato che si vede già la chiesetta della cima. Il cartello in effetti dice 45 minuti, quindi abbiamo deciso che andremo così piano da che lo andare in faremo. retromarcia, però cominciamo un po' più piano. Esatto, dobbiamo farlo comunque in un'ora e mezza. Ma vuoi dichiarare guerra all'Austria? No, alla Slovenia anzi. Agli slavi potremmo anche fargli un po' di guerra. Mo ci riprendiamo tutto quello che è nostro, dateci fiume. Fede, ho capito come usarlo. Cosa fai lì in piedi come un capretto? Mi metto in posa. Purtroppo abbiamo qualche problema tecnico col drone, quindi ne approfittiamo per fare un'intervista a Federico. Federico, quando è la prima volta che sei stato in montagna? Oddio, avevo avuto 4 anni. Ok. 4 anni il giro delle Dolomiti, però a ricordarselo. E un'altra domanda per restare sul tema, ti piacciono i broccoli? Facciamo una comitiva allargata Ok. con il gruppo di austriaci. Pensate che qua 100 anni fa avremmo combattuto contro di loro. Tac! E siamo in cima. Qui siamo a 1650 metri, giusto? Penso di sì, ma potrei sbagliarmi, visto che ho sbagliato anche sui tempi di arrivo. Tac! Beh, ci sta. E qual è il Caporetto? Così là, vero? Penso di là.
Sara, è il momento della tua intervista. Oh mio Dio! Allora, Dimmi tutto. com'è stata questa uscita? Bene, considerando come partivo, ovvero un po' con qualche acciacchetto di schiena, l'ho tollerata non bene di più. Ok, ottimo. E qual è la tua posizione rispetto ai gamberi di fiume? I gamberi di fiume da proteggere assolutamente. Anis, manca solo la tua intervista. Vabbè, i broccoli. Aspetta, però non so se vengo bene. Ma vai. Allora, Anis, prima domanda per te. Qual è il tuo monte preferito? Oh, oddio, un po' di difficoltà, forse l'Anis. È un monte? Sì. Dov'è? Oddio, io e la geografia non andiamo molto d'accordo, quindi non saprei di preciso. Verificheremo la veridicità delle sue affermazioni. Vedremo Quel di se esiste Lanis. veramente. Penso che si dica quel di Lanis. Seconda domanda per te. Hai mai sperimentato la proiezione astrale? Lo sto facendo da solo. E niente, poi così di un colpo dalla montagna siamo arrivati sul fiume. Mi spiace, e questo è il finale del nostro video. Ci vediamo domenica prossima, ciao bellissimi. Però è venuta un po' mossa perché ti giravi.